Silenzio, tocca a voi. Quando ho vinto questa grande somma di denaro, subito mi datti a mio nipote dottore. Trovassi una bella mucchia. Ora, arretate. Tutto questo chiamo, ecco. Ma poi, guarda che ci chiama lei? Ma perché? Che fai? Chiami, non faccio fotografia mentre ti passa. Poco, come? E quindi non passa nulla. Gente, non passare. Concetto, finisce la fila, non chiamare nessuno. Allora, la picciota è timida, è incinta, se la bacio, zio, ma che sai che è nuovo? Ma che fa? Ma io che passa il concetto? Ma che si vede? Ma che come si vede? Concetto! Non c'è bisogno che chiama il concetto, zio! Concetto! Che bisogno, zio! Che c'è il psicologico? Perché non ci sempre una nera? Sali tu! Perché? Non faccio la fotografia, mi dico passa! Che fai? Sali tu! No, sì, ascolta mia. Facciamo una cosa. Vediamo una cosa. Io mi faccio la fotografia con cungetta. Però tu magari non mi scatti tutti gli occhi, non è che ci sono tu mettere le righe e ti una giorno da comando la disgraziata. Quando fai la fotografia non c'è bisogno di una metallizia. Se ci fa la fotografia come ti chiudi. Dove sei? Ma più una macchina fotografica non zio! Mi sento picchiato che dici, magari! Sei no! No, zio! Io non ce la faccio più. A chi ora mi tocca passare? Tu mica dici? Non faccio neanche quasi secondi. Sant'Antonio, San Gaetano, San Crispino, San Paolo, San Carlo, di tutti di Dio! Che succedeva? Che succedeva? Che succedeva? Pure io mi fate? Ma no, peggio! Non me la sapete? No, peggio! Che succedeva, Concetta? Che succedeva? Pesci, dimmi Concetta per favore che io ora... Sono frati. Non calogero. Sì. E che vuole tirare una fotografia mentre che ne passavo. No. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, non mi facete la fotografia mentre che mi va. Papà, io ho fatto tutto fino adesso, ma è arrivato il momento che mi spoglia me ne vado. Ma tu sei pazzo! Vuoi scappare? Io non me la vaso! Roberto, mestra! Ah, venga! Allora, io ora ti faccio per esame. Tu da stare qua, mi vasi, e io, mentre ti vaso, sogno un minuto di essere mandato corazzo. Sì, ti sento per fare un tempo, succede. Allora, no, vai. Roberto, ci credi che ti faccio così, no? Senti, dopo tutto quello che hanno fatto, non mi stavo a confondere per la vasata, ma manco pensavo come molto la fotografia si c'è sopra. Avanti, aspettate perché le cose stanno andando benissimo. Concetta, aspettate però, dai. No, papà, ma io da Concetta la chi da... Papà, ma se mi vasata. Pratica di vasata, aspetta. No, papà, ma se... Aspettiamo. Dai. Assettate prima tu. Papà, ma sento. Roberto, assettate uno. No, papà, ma sento. Roberto, assettate tu. No, papà, ma sento. Roberto, assettate tre. Papà. Roberto, sì. Concetta, assettati, Concetta. Sono vero che me lo c'è a tutti di sta casa. Allora, io mi metto il cannelletto. Sì, che cosa? Caso. Va bene? No, papà, tu tegnimi la mano. Non bene. Mi metto il cannelletto. Avanti. A posto?
te oggi musica non fa. Vabbè, Sì, ma la dico. Raffaele! sì, ma tu che lo vedi? Mamma! Allora, senti Roberto, ora mi sentiamo. Come tu ami. E che lo so, che Amorini per la volontà di Dio di vaso. Amorini! Oh, Venga! Ma spiegaci! Come sta tu una calzatura, capite? Che vale... Tu cambi siete, manco una tunaca, come hai fatto a fare la tunaca? Ma spiegaci, ma spiegaci! Hai spiegamento! Ma che ti spiego come capisci bene, che vite? Oh, ma perché disgraziato è tu? Ma ti vedi oranzo, mischino pazzo, diventava un mischinazzo, madre, l'ho fatto birbante, sì, birbante. Guarda che non c'è! Cicina! Che si è fatta brutta! Sicuro zoppa! A mia manca me manca! Ma ti costa valendo? Io non ho una carella, però sogno una picchia assurda. Hai un corio però! Ma chi l'ha solo tu, Lucani? Tutti l'avevano cuore, tutti! Calo! Calo! Caloia! Caloia! Che pedone si porta? Ti lo scordaste quando me ne dava tu tua via le botte, eh? Ah. Chi è? Roberto niente! Zio Calò, farò pipì. Non è che io Roberto. Camorria! A fare la pipì! Ci vive lo stimolo per i punti, vero?
mo mi dici che senti picchiarella. Ma picchiarella, Nerina! E praticamente picchiarella, sì, picchiarella! Signor Calogero, come si sente? Appena come sempre. Prendo un trailer subito, mi aspetti. Prendi voi. Cosa succede, signor Calogero? Parli, su, parli. Sono un commedia. Cosa vuole dire, signor Voglio Calogero? dire, ci dice certe cose. Ma le pute che vuole passare con Tettina. Orazio currote. Signor Calogero, anch'io ho capito che c'è qualcosa che non va. Guardi, cosa trovate in mezzo ai libri di Roberto? Che sa che è sbarosco? Sant'Antonio, San Giovanni, San Girolamo, Madonna di Lacrime, Madonna di Grazie, C'è magari Santa Loia. San Calogero. Ma c'è precisina, ma tu che pensi? Signor Calogero, io non vorrei sbagliarmi, ma suo nipote è troppo impreparato per essere un dottore. Chi può essere lui? Non lo so, signor Calogero, qualsiasi cosa, ma sicuramente non un dottore. Così cazzo. Precisina, ma scopri la verità. Fai come agente 007. Prego la verità. Va bene, signor Calogero, non si preoccupi, ci penso io. Calogero, ma che ti sei sentito? No, Come no. sei? Che succede? Guardi, se sono preso di collera. Anzi, chiami il dottor Roberto così facciamo una visita a check-up. Lo chiamo. Roberto! Non io mio figlio. Ah, cavolo. Dottor Roberto, salve. Bentornato. Potremmo fare una visita completa al signor Calogero che si sente... Vedi che abito zio. Si sente accasato. Si è preso di ansia, ha cominciato a chiamare tutto, quindi sale il dottore se lo visita. Vedi chiave. Forza, magari potrebbe controllare i battiti. Battiti. Sì. Marti? Dottore, Ehi, Roberto. ha voglia di scherzare? Scherzo. Sei! Ma che turbante che c'è Dottor Roberto, per favore, dottore. Oddio. Faccia il suo lavoro. Va bene, lasci Chi ci stare. sente c'è? Sa, è la gente. 104. Da qua. Vedo l'italiano. 47. Sì, uomo. Signor dottoressa, sì. E i battiti? 130 al secondo. Quindi? Perfetto. Perfetti, nella normalità. giusto? 130 è una normalità in Italia. Sì, sì, sì. Dottore, il 130 non è proprio nella normalità. Vorrebbe spiegarmi, per favore, come può dire una cosa del genere? In Italia andiamo a 130. Ah, guarda, come vuoi fare? Per me, mio zio è il leone, è perfettissimo. Signor Calogero, allora, adesso la lascio qui, io faccio quello che mi ha detto. Sì, vai precisina, corri e vai. Ma tu, ci ho arrestato, si vede. Ho arrestato già, sì. Sulla locomune alla chiesa per me. Fatti guardare un bar in un bar. Ma secondo chiesa. Quando era picciotto, che ci costruì una chiesa. Prendi di meno. Tu parlino che faccio? Che faceva così? Se ne vuoi a quella sola tu sacristano. No, sacristano. E io dopo che ti
capito quando dici uno. Monache e parrini. Vedi che la messa tocca Sì, ragione, avevo avuto zio, ragione Ale. Comunque Roberto, Sì. vedi che stanno tornando la tua ex zita a Busso Madre. Mi raccomando, Sì. Fallo bravo e troviamo un piano perfetto con Giovanni. Ma Giovanni. Ah sì? Chi soluziona qua? Ciao Civitino. Ciao. Dici caccifitia. Sì, da già se noi facciamo così. Io non voglio manco sapere sua crucifetia. Però dico, dato questa periodo, questa picciotta che sto a fare il bello, ce la va a inventare una cosa, no? Che ci inventiamo. Che ci inventano, papà. Chi ci inventiamo? Ci inventiamo. Dai, troviamo una cosa, no? Come dici? Dici di vino, pure mia. Secondo me, mi scusi la troppa esperienza. Che mi si può guardare? Addio. Ciao! Ruballino! Dici che io fare un partito. Allora fa un parrino, Roberto! Papà. Papà. Lo figlio! Papà. Lo figlio! Papà, non dico però, papà. Fa un parrino, Roberto! Hai visto che cosa? Ci provi! Ci provo a partito. Sai che ti dico? Che mi dici? Che mi stai in capottia? E tu vattene da lei, che ci pensavano oggi, va bene? Sì, Tu va bene con me. Sì, mi stai in capottia. Tu va bene con me. No, non mi stai capendo. Tu va bene con Un me. parrino mi stai! Papà, stai con me, papà. Sì, mi stai in capottia. Non mi muovo da qua. Tu va bene con me. Allora, giù, ascoltami. Tu vattene da Mi lei. raccomando. niente. Tu. Ma noi di casa. Fatti che tu prenasci. Alla fine. Io la forza l'ho detto. Non fai tutto, non posso trovare. Ma non posso stare Mi ha qua. fatto sperare su. Sbrojati da solo. Ma no.